Bentornati e bentrovati a Storie. Raccontiamo quotidianamente quello che è lo sviluppo del mondo antico, del mondo antico della Grecia più remota, ancora prima dell'epoca arcaica e subito dopo l'epoca micenea, in quell'epoca chiamata Dark Ages, i secoli oscuri del mondo greco, il Medioevo ellenico. Ecco, in questi secoli oscuri c'era stato un arretramento fortissimo dal punto di vista culturale, un arretramento fortissimo dal punto di vista anche sostanziale, per cui ci si era ritirati sempre di più nei piccoli villaggi, ci si era ritirati sempre di più dai commerci, ci si era ritirati sempre di più dalla cartina geografica e si era costituita un'unità piccolissima che era fatta di villaggi, che era fatta di piccoli centri, che via via diffondevano la loro influenza ai centri accanto, fondando altri centri, fondando altri villaggi. Di villaggio in villaggio la civiltà del Medioevo ellenico era una civiltà estremamente povera, estremamente piccola, che era tutta incentrata attorno all'onore e alla gloria del Basileus. Chi è il Basileus? Chi fa greco, chi ha fatto greco sa che Basileus si traduce con re, ma il Basileus in realtà è qualcosa di più. Nell'epoca in cui si ritorna al villaggio, nell'epoca in cui si ritorna alle strutture sociali minime, quello che predomina è di nuovo il clan. E allora il Basileus è il capo clan, non soltanto colui che governa la città, che non esiste, colui che governa il villaggio, ma anzi e soprattutto colui che amministra la religiosità, fa i sacrifici al posto della popolazione, decide le regole della città e guida il villaggio durante le battaglie più difficili. È lui che sta alla testa della falange oplitica, è lui che sta alla testa degli opliti quando gli opliti scendono in battaglia, il Basileus. Questa figura interessantissima, grazie alla quale si sviluppa di nuovo tutto un mondo che sembrava perduto. Grazie al Basileus si cominciano di nuovo ad avvertire le necessità che i singoli villaggi si parlino fra di loro, si scambino fra di loro per far fronte ai momenti più difficili, per far fronte alle cose che ciascuno magari poteva avere e non avere. Riprendono i commerci, riprende una modalità di interagire, una modalità di costruire relazioni sociali che in qualche modo darà il via, darà il là alla nuova epoca che sta via via arrivando, quella della Grecia nuova, quella della Grecia dopo il Medioevo ellenico. Ed è in questo contesto che accade l'impensabile. Viene ripreso l'alfabeto fenicio, che era l'unico alfabeto che era esistente all'epoca, era sopravvissuto alla lineare B, era sopravvissuto a tutte le altre scritture, e viene dotato di vocali. Ecco, l'invenzione della vocale. Non soltanto ogni lettera dell'alfabeto fenicio corrispondeva ad un suono, e questa era già una grande rivoluzione, ma c'erano dei suoni a cui corrispondevano delle vocali, i suoni vocalici lunghi e i suoni vocalici invece brevi, i suoni vocalici dolci e i suoni vocalici aspri. Il suono comincia ad avere delle qualità e l'articolazione del suono comincia a essere trasposta per iscritto. Grande raffinatezza portano questi secoli bui. Attorno a questa figura del Basileus sta nascendo una civiltà che sarà in qualche modo da madre, la madre della civiltà che sta per arrivare. Siamo dopo la guerra di Troia, ma siamo prima dell'Iliade e dell'Odissea. Siamo dopo i Micenei, ma siamo prima del testo scritto. Siamo in quell'epoca in cui le cose nascono, in quell'oscurità in cui tutto sembra finire, ma in cui tutto sembra ricominciare. È questo che è un po' forse il segreto dei nostri giorni. Un tempo in cui tutto sembra finire, ma un tempo in cui tutto forse sta ricominciando. Diventa molto interessante capire come va avanti la storia. Lo vedremo la prossima settimana, sempre qui, sempre a Storie.